La Valsugana è un'arteria importantissima non solo per il Veneto ma per il nord Italia in collegamento internazionale, ma non essendo più statale si fa gara a scaricabarile a non riparare il ponte sul fiume Brenta a Curtarolo, che invece avrebbe disperato bisogno di interventi. Sono convinto che quei soldi arriveranno. Avevo avuto assicurazioni assieme al sindaco di Curtarolo dal ministro in persona che ci aveva assicurato. Anche il governo lascia solo il presidente della provincia di Padova e non inserisce nella manovra i fondi per la sistemazione del ponte di Curtarolo come aveva promesso. L'emendamento presentato è stato bocciato al momento di dare una risposta definitiva all'Alta Padovana, una decisione che di fatto lascia il costo della manutenzione alla provincia. La strada è una strada di valenza internazionale, quindi deve passare ad ANAS e non possiamo essere lasciati soli. E allora ecco la provocazione di Bui, che subito dopo Capodanno andrà a Roma. Tornerò a Roma e mi fermerò a Roma finché i soldi non li porterò a casa. Non ho avuto risposte da nessuno e combatterò per avere queste risposte. Mettere la Valsugana sotto la competenza dell'ANAS significa anche dare una risposta alle imprese del cittadellese, sempre più in difficoltà nel trasferire le merci per l'intasamento perenne di quella strada. Servono nuove infrastrutture e non solo il ponte. Il problema non è solo il ponte, è che la Valsugana non è più adeguata per quel tipo di traffico e molti ignorano che le aziende delle cittadellese stanno scappando perché non riescono più a trasportare le merci. Intanto con una nota intervengono i parlamentari della Lega, Bitonci e Ostellari. Un modo per trovare i soldi esiste, dicono, ma c'è solo un mese di tempo. Per accedere ai finanziamenti il presidente della provincia, entro la fine di gennaio, dovrà segnalare che il rifacimento del ponte non è rimandabile. Compiuto questo passo il Ministero potrà attingere da un fondo speciale, affermano i leghisti. Intanto i cittadini dell'Alta aspettano. Francamente non è chiaro cosa salti in mente a chi va in giro a rubare statuine del presepe o a vandalizzarlo, eppure i casi sono sempre di più. Abbiamo messo Gesù Bambino con la sua culla la vigilia di Natale verso sera e dopo al mattino mi hanno detto che non c'era più. Dopo la capanna del presepe vivente incendiata a Revine, un altro presepe nel mirino dei malintenzionati, quello realizzato dalla Proloco di Mosnigo di Moriago al Parco Frare, a 2 passi dalla chiesa parrocchiale. I ladri hanno portato via la statuina di Gesù Bambino forse già la notte di Natale. C'è chi dice che sia stato un furto, un semplice furto, anche perché insomma era una statuetta di valore. Oppure c'è la linea di pensiero che dice sia un atto vandalico. Io ho sporto denuncia ieri mattina ai carabinieri di Costa Martino, adesso vediamo perché anche qui abbiamo le telecamere e speriamo che qualcosa trovino, insomma. Qui a Mosnigo, paese di 2400 abitanti e ben 43 associazioni, alla tradizione del presepe ci tengono tutti. Gruppi e privati cittadini ne hanno realizzati un po' ovunque e il fatto di aver preso di mira un lavoro realizzato per la comunità colpisce doppiamente. Noi siamo Proloco, siamo volontari, portiamo avanti le nostre tradizioni, dunque è giusto che tutti rispettino le nostre idee, non siamo pagati, non siamo niente, dunque è giusto anche rispettare quelle che fanno di volontariato, insomma. L'intenzione è quella di lasciare la Natività per questo Natale senza il suo personaggio più importante. Penso che ormai per questo anno, anche per dare il segno che c'è stato questo furto, questo atto, vogliamo rimanere senza la statuina. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.